Questo ce ne parla il dottor Luca Degani, che è presidente di Uneba Lombardia. Uneba, intuisco che sia l'unione delle attività e case che riguardano la Lombardia. Avvocato Degani, benvenuto. Ci sono un po' di fogli miei, se vuole condividerli molto volentieri. Cantiamo insieme? No, insieme no, perché il tema... Ma è vero che si rischia la stessa situazione delle spiagge? Stanno sempre meglio. Le spiagge stanno meglio? Sì, infatti volevo cantare Spiagge Renato Zero, ma no. Ma se vuole, purtroppo se n'è andato il nostro maestro Diego, sì, che ci aveva accompagnato con il pianoforte, peccato. Sta male. Aspettiamo l'anno prossimo. Andiamo a cappella. Buongiorno, grazie. Sono le 2:30, quindi le finte battute restano finte. Non parte lo 0-0, guardo il telefono per garantire i 15 minuti, non di più, e magari anche qualcosa di meno. Partito. Onestà intellettuale. Io avrei dovuto parlarvi del decreto concorrenza, circa 4 settimane fa sono riuscito a passare sul Sole 24 Ore facendo esattamente il ragionamento che faceva prima chi mi ha presentato. Noi abbiamo i balneari che hanno prorogato la possibilità di dover applicare la decadenza delle concessioni pubbliche, dover andare in gara per il riaffidamento del demanio balneare. Avevamo il rischio che il mondo della sanità e del sociosanitario si trovasse davanti a una peculiare obbligatorietà di applicazione del decreto concorrenza. Onore al merito, lo accennava adesso, ma c'è la norma approvata dall'8ª e 10ª Commissione, io direi al Senato, se il Parlamento al Senato, hanno approvato congiuntamente in sede referente, che tradotto vuol dire che passa, la proroga al 31 dicembre 2026 dell'applicazione del decreto concorrenza, con alcune specifiche che in particolare prevedono la necessità di porre in essere una commissione che studi le modalità applicative del decreto concorrenza. In realtà, lo dico con grande rispetto, con una tematica di obbligatorietà di applicazione che è il vero punto di domanda sul decreto concorrenza. L'idea del decreto concorrenza è quella di dover applicare la direttiva Bolkestein, che prevede nel concetto del libero mercato europeo la messa in concorrenza da parte di tutti gli operatori economici di quelle che sono attività con prevalente finanziamento statale. In realtà la direttiva Bolkestein, bisogna dirselo con onestà intellettuale, esclude espressamente dalla sua applicazione i servizi sanitari. Voi sapete meglio di me che in Italia parliamo di sanità e sociosanitario, in Europa si parla di sanità, in Europa vi sono specifici trattati, forse il più particolare è il Trattato di Lisbona, che parlano del sociosanitario chiamandolo attività di interesse generale e di interesse sociale. Calcolate che le attività di interesse generale, o i SIG come si usa a chiamarli in termini europei, sono espressamente esclusi dalla disciplina della concorrenza, ma su una base fondamentale. Riconoscono agli Stati membri la facoltà di poter tutelare i propri principi costituzionali in ragione delle modalità erogative di quelle che sono i servizi di interesse collettivo. Sto usando collettivo e non pubblico appositamente. Calcolate che su questo in Italia si ragiona in termini di scuola, in termini di sanità ospedaliera, in termini di università, in termini di formazione, anche in termini di cultura. Ecco, io vorrei però che voi leggeste in queste terminologie escluse dalla logica della concorrenza europea l'idea del riconoscere all'Italia la propria peculiarità costituzionale e quella propria forte rappresentazione del diritto alla salute come un diritto universale e come una ratio normativa, ma che in realtà è più una ratio sociale, di lasciare al proprio ordinamento interno, di lasciare allo Stato quello che forse è il vero valore primario
di un sistema di tutela della salute, è che è l'azione organizzativa e in particolare l'azione programmatoria. C'è chi tende a dire, alcuni giuristi che stavano cominciando a ipotizzare di dover contrastare l'applicazione del decreto concorrenza, che prima del decreto concorrenza e quindi della libertà del mercato vi è l'onere di programmare, e l'onere di programmare resta alla pubblica amministrazione. Resta alla pubblica amministrazione, senza un eccesso di piaggeria per la presenza del vostro assessore alla salute, ma una pubblica amministrazione che è oggi l'ordinamento regionale. La legge costituzionale 3 del 2001 ha definito come competenza concorrente tra Stato e Regione il sistema sanitario e lascia allo Stato la possibilità di fare il quadro, ma alla Regione la facoltà, anzi l'onere, di definirne il contenuto. Ecco, se c'è oggi un problema dal punto di vista di quella componente di sistema sociosanitario che riguarda la popolazione anziana, è esattamente la dimensione programmatoria. Io prima sentivo, e credo che diventerà un po' un mantra di tutti noi, la citazione del commissario per il granchio blu, che è un problema serio e anch'io evito qualsiasi battuta. È più serio il granchio blu del dire che bisogna sempre rinnovare le concessioni ai balneari. Ma resta il fatto che l'idea di dover programmare la dimensione di assistenza alla popolazione anziana, e sto dicendo appositamente alla popolazione anziana e non alla popolazione anziana non autosufficiente, ha una dimensione che, perdonatemi la schiettezza, io vedo ancora più necessaria, non in termini, ed è importante, di professioni, ma in termini di sostenibilità economica. Io non ho sentito la relazione del professor Rosina, che è un mio conterraneo e con livelli ben diversi, appartenente alla stessa università in cui studiai e un tempo insegnai. Ma credo che il professor Rosina ci abbia detto una cosa fondamentale. Noi abbiamo ormai sostanzialmente un terzo di popolazione ultra 65enne, ma quindi abbiamo un terzo di popolazione non produttiva dal punto di vista reddituale. Abbiamo un terzo di popolazione che non partecipa sostanzialmente più a quella che è la dimensione di finanziamento del sistema sanitario italiano. Il sistema sanitario italiano si basa sull'IVA e sull'IRAP come dimensioni di fonte di finanziamento circa per il 96-97%, poi vi sono componenti di fiscalità territoriale, ma non ci vuole granché a capire come l'IRAP sia un'imposta sulla produzione, l'IVA sia un'imposta sui consumi. Si produce poco per 65 e si consuma anche poco. Ecco, da questo punto di vista credo che più di parlare di concorrenza noi si debba parlare di programmazione. Si debba parlare di programmazione in primis rispetto a un'evoluzione demografica che non cambia soltanto i bisogni, cambia anche le risorse. Allora si programma il sistema, decreto ministeriale 77, il passaggio dalla sanità ospedaliera alla sanità territoriale, dalla presa in carico dell'evento acuto alla necessità della presa in carico della continuità di cura sulla cronicità. Ma quindi si cambia anche la dimensione economica, magari il passaggio da un'idea di fondo sanitario nazionale come Moloch a una giusta volontà magari dell'ordinamento statale di mettere a sistema anche la sanità integrativa di matrice contrattuale. Quanti contratti collettivi hanno la sanità integrativa? Quanti di questi contratti, a partire dal mio dell'UNEBA, pensano tanto all'odontoiatria e poco alla long term care? Quanta sanità integrativa, assicurativa esiste in Italia? Quanto poco magari vi è una defiscalizzazione sempre più forte per portare a un obbligo o comunque a una facoltà accompagnata di un'assicurazione integrativa per la long term care. Io devo ridefinire l'azione programmatoria nel sistema dei servizi, ma devo agire anche in termini programmatori per quello che è il sistema economico che quei servizi deve garantire.
Io devo magari pensare che una sanità prestazionale, il modello che noi 30 anni fa studiammo rispetto al Canada, ai DRG o raggruppamenti omogenei di diagnosi, alla lettura prestazionale, a una modalità di spesa del Fondo Sanitario Nazionale basato su autorizzazione, accreditamento, accordo contrattuale, in cui accreditamento, accordo contrattuale pensavano a una tariffa per prestazione. Quanto è importante adesso, e l'ho letto in un intervento anche qui del vostro assessorato, pensare ai percorsi di continuità di cura, pensare al budget di salute, pensare a quella che non è solo la filiera dei servizi in termini organizzativi, ma è anche la tariffa economica non per la prestazione, ma per il percorso di continuità di cura, che funziona sull'anziano, ma in primis funziona sul cronico, che è non solo anziano, chi consuma, essendo il 30%, il 70% delle risorse. Ecco, da questo punto di vista credo davvero che sia tutto magari da tentare di essere letto in maniera più sistemica. Noi abbiamo un PNRR che certamente ci è servito a finanziare la ridefinizione della sanità territoriale, ma l'ha fatto perché eravamo in stagflazione anche. Poi c'è stato il secondo cigno nero, la guerra in Ucraina, è scoppiata l'inflazione, possiamo magari accontentarci di ristrutturare meno contenitori, ma mantenere quell'idea di percorsi di continuità di cura. Dal PNRR abbiamo preso quei quasi 3 miliardi di euro per la ridefinizione dell'assistenza domiciliare, di cui ascolteremo dopo, ma come sono certo ci diranno dopo, la presa in carico domiciliare di quel 10% di ultra 65enni, obiettivo PNRR, deve avere un prosieguo post 2026, quando finiranno le risorse, B, non è avversativo diversa, perché riguarda bisogni diversi, l'appropriatezza resta il mantra del modello di risposta di qualsiasi azione sanitaria, l'RSA risponde a un ultra 85enne, ormai anche ultra 86-87 con 3 o più comorbidità, probabilmente l'ADI non deve rispondere agli ultra 65enni, ma magari clusterizzare un po' meglio i beneficiari tra 65-75, 75-85, fare prevenzione su una certa fascia di età e fare un'azione più significativa su un'altra intermedia, pensando agli ultra 85 in maniera diversa, quel 7% di residenzialità RSA rivolta agli over 75enni che fa 500.000 di posti letto, oggi ce ne mancano 200.000, quella sostenibilità economica di sistema oggi deve farci dire con un sorriso d'amicizia e vicinanza che prevedere la gratuità per quelle patologie cronico-degenerative come l'Alzheimer o come i decadimenti neurocognitivi all'interno di una struttura sociosanitaria vuol dire uccidere definitivamente l'inverno demografico e la sostenibilità economica di sistema. In altri termini, davvero, io credo che l'ascolto di chi fa politica sanitaria e la domanda a chi fa politica sanitaria sia di porsi come un attore della programmazione che non dico aborra la concorrenza, ma che capisca che oggi ciò che è fondamentale non è una concorrenza, ma è un'azione programmatoria. È la scelta dei servizi a filiera, è la scelta dell'uscita della dimensione prestazionale, è la scelta del budget di cura, è la scelta della possibilità di leggere la sostenibilità economica integrando nuove diverse fonti economiche. Prima o poi probabilmente bisognerà anche ragionare nuovamente di tassazione sui patrimoni e non solo sui redditi, se davvero, come dice Rosina, la fascia degli italiani sarà su soggetti più patrimonializzati e meno capaci di produrre reddito. È la scelta anche di capire quali possono essere processi di defiscalizzazione, non solo rivolti magari alle coperture assicurative, ma agli attori che agiscono in questo sistema con tranquillità, ma forse non è un caso che quel soggetto che si chiama impresa sociale nell'ambito del terzo settore preveda la defiscalizzazione sia sui profitti ma anche sugli investimenti per l'impresa sociale che
opera in sanità e nel sociosanitario e nelle altre attività di interesse generale. Serve mettere a sistema le tante norme che hanno tutte una logica di mutamento sociale di una società sostanzialmente anziana, ma che ha bisogno di mantenere alti percorsi di qualità di vita. E su questo davvero mi pongo all'ascolto di chi è l'attore della politica territoriale e vi ringrazio.